Siamo con il dottor Giuseppe Vitello dell'Unione Italiana Cechi, riconfermato nel suo mandato, segno di una fiducia che continua a riporre nella sua persona con i risultati ottenuti. Presidente. Sì, io intanto vi ringrazio per questa opportunità. Ancora una volta, per la terza volta, questo è il mio terzo mandato, sono stato riconfermato alla carica di Presidente e i primi soci e poi i consiglieri mi hanno dato questa fiducia e l'onere di dirigere la nostra associazione con il prestigio che ha e con la storia che ha. Presidente, c'è un anniversario importante, si celebra, ce lo anticipi? Sì, quest'anno, nonostante sia un anno funesto per il discorso Covid, l'Unione Italiana Cechi celebra i 100 anni della sua fondazione, nel 1920 è stata fondata, e questa sezione di Agrigento è il cinquantenario. Avevamo cominciato in pompa magna con le celebrazioni in tutta Italia, poi fermati dal Covid purtroppo, ma in ogni caso la storia resta. Ecco, farete qualcosa magari in particolare? In autunno vedremo se le condizioni pandemiche lo permetteranno, sicuramente faremo una commemorazione. Il mondo del lavoro, Presidente, sul mondo del lavoro lei si è speso particolarmente. Qual è la situazione non solo in città ma nella nostra provincia? Ma il lavoro, nonostante noi non vedenti in Italia abbiamo tante leggi che disciplinano il collocamento obbligatorio dei non vedenti, molte amministrazioni, sia pubbliche che private, cercano di eludere questo vincolo e con molta fatica riusciamo ormai a collocare i nostri centralinisti. Gli ultimi due sono stati il 22 di giugno, uno al comune di Montallegro e uno a Sciacca, e per noi questa è una grande conquista. Uno dei fondatori dell'Unione Italiana Cechi, che era Paolo Bentivoglio, diceva che il lavoro è luce che ritorna, e per noi è questo il lavoro, perché un ceco che lavora diventa cittadino, diventa contribuente e diventa anche padre di famiglia, può costruirsi un futuro, un avvenire come tutti gli altri. Si chiama proprio inclusione. Presidente, voi avete sicuramente tante problematiche da affrontare. Ci faccia un po' un quadro delle problematiche della nostra provincia, in particolare che emergono quotidianamente, e come cercate di sopperire a questo? La prima problematica è quella dell'istruzione dei nostri ragazzi. Capite bene che con le lezioni online eccetera si sono aggiunti problemi ad altri problemi, gli ASACOM che non possono andare a casa, insomma già era difficile prima, ora è ancora più difficile. Stiamo cercando con i nostri operatori, sia ASACOM che con i nostri volontari del servizio civile, sperando che la scuola riprenda nel mese di settembre, di sopperire a queste mancanze. Non è facile perché come dicevo poco fa, si aggiungono problemi ad altri problemi. Ecco, l'Unione Cechi è sempre presente, facciamo un appello a chi vuole, a chi ha bisogno di recarsi qui presso la sede di Via Emera, che sicuramente troverà l'accoglienza e la soluzione a qualche problema. Siamo da 100 anni, dice il nostro Presidente nazionale, da 100 anni a disposizione dei non vedenti.